Le rose, per i compleanni di Gemma, avevano sostituito il solito libro. Una variazione suggerita e attesa. Soprattutto la richiedevano le mensole che reggevano il peso di quei libri e di tanti altri. Piero da solo non ce l'avrebbe mai fatta. Le rose. Aveva cominciato con regalargliene 7, il tradizionale numero dispari dei fiorai, ma Gemma gli aveva fatto notare, scherzando ma non troppo, che le rose si regalano a dozzine o niente. E lui, diligente, le regalava 2 dozzine di rose dal gambo lungo per il suo compleanno. Si aspettava da un momento all'altro che lei gli chiedesse perché continuasse a regalarle 2 dozzine di rose. Paventava quel momento. Non faceva in tempo a impararle che già le regole mutavano. Sua moglie gli chiedeva una cosa che lui non era proprio capace di offrire. La sorpresa, il regalo mirato, l'attenzione ai suoi desideri. Piero sapeva che Gemma odiava le abitudini, la ripetizione di gesti che non portassero il segno di un'attenzione rinnovata, proprio al contrario di lui, che, per paura di sbagliare, cristallizzava un gesto che era andato bene una volta in un'esecrante e insignificante consuetudine. Maria Sardella, La musica del mais, edito a Bibliofabbrica. Questa è una parte di questa storia, raccontata una storia che ha al centro una famiglia, precisamente un marito, una moglie e dei figli. Una famiglia in cui tutto pare perfetto, una famiglia esternamente felice, una famiglia che potrebbe definirsi quasi un modello da seguire, un esempio di felicità. Ma proprio da queste mosse, da questi presupposti, Maria Sardella vuole raccontarci l'altra faccia della medaglia e soprattutto vuole rispondere a una domanda. Che cosa accade quando il matrimonio continua, ma l'amore non basta più? Sì, è il mio secondo romanzo. In realtà io ho cominciato a scrivere molto tardi, nel senso che prima mi sono dedicata completamente alla vita materiale. Però avevo, come dire, dentro di me evidentemente questa pulsione alla scrittura, anche perché la scrittura è stata la materia della mia professione, avendo insegnato lettere nei licei per tutta la mia vita, si può dire. E quindi il secondo romanzo ho voluto esperire un tema abbastanza complicato, nel senso che oggi si assiste molto alla disintegrazione dei rapporti di coppia, no? Immediatamente si sente di coppie che si separano un mese dopo il matrimonio, 2 anni dopo il matrimonio. E allora mi è venuta la curiosità, attraverso una storia, di vedere che cosa succede quando le coppie rimangono in piedi. Maria Sardella è una scrittrice pugliese ma impiantata a Brescia, ha insegnato in vari licei, gestisce un blog, è editor della casa editrice Bibliofabbrica, ha vinto un contest letterario organizzato dalla scuola Holden Blu su Bianco e ha esordito con un altro romanzo, prima di questo La musica del mais, che si chiama Così la vita, amore mio, vincitore del premio Città dei Sassi. Col primo romanzo ho tirato fuori tutto il mio background sentimentale, emotivo, anche dalla condizione di emigrante, perché io dalla Puglia per lavorare negli anni 70 sono stata costretta a trasferirmi a Brescia. In questo romanzo, La musica del mais, Maria Sardella raffigura a tutto tondo, direi, il matrimonio, che da un lato nido di affetti e valori fondamentali, ma dall'altro diventa quasi un gioco, una forzatura, per certi versi una prigionia per quello che è l'individuo all'interno della coppia, e con il passare degli anni fa intravedere quelle che sono anche le zone d'ombra del matrimonio. Per farlo prende le mosse da Gemma, dal punto di vista di questa donna, di questa moglie, che comincia anche a guardarsi indietro, e il suo guardarsi indietro è in fondo uno scavare dentro se stessa e dentro i suoi vuoti, indagando anche su ciò che rimpiange da una vita. La musica del mais è dunque la storia di Gemma, ma è la storia soprattutto della sua ricerca, una ricerca che comincia prendendo atto, quando la donna prende atto dei vuoti della sua vita, di quello che una volta lo riempiva nella coppia, che in realtà è diventato adesso assenza, un'assenza da colmare e dunque qualcosa da ricercare. Questa ricerca viene espressa benissimo dalla prosa di Maria Sardella, che è una prosa equilibrata, aggraziata e molto
molto elegante, che non stanca mai di pagina in pagina e che esprimerà dall'inizio fino alla fine il senso di questa ricerca, una ricerca che, come potrà vedere il lettore, in fondo non finisce mai. Per questo vi consigliamo di procurarvi La musica del mais, edito da Bibliofabbrica, autrice Maria Sardella, romanzo che potete chiedere direttamente al sito della casa editrice. Adesso invece ho già quasi terminato un altro romanzo in cui mi pongo di fronte al fatto, la domanda è questa: cosa ha significato per me il paese? E quindi sono ritornata, per così dire, alle origini, però un po' mitica, è un romanzo strano in cui faccio parlare gli animali, sempre inserito però in un contesto storico ben preciso, perché mi piace che le vicende abbiano un legame diretto anche con il contesto storico, ecco.